Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. L'ecco di scena a Olbia per l'ultimo impegno dell'anno solare 2020, una trasferta in Sardegna per cercare di dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria contro la Pro Vercelli. C'è da vincere però il mal di trasferta, viste le ultime due sconfitte lontano da Riga Monticepi per la squadra di mister D'Agostino. Subito i padroni di casa in avanti, la rimessa laterale a cercare colpo di testa di Pennington, parato però da Pissardo. Ragazzu scambia bene con Judo, dentro ancora il pallone per Ragazzu che entra in area, Pissardo il miracolo e poi il palo a sventare il vantaggio dell'Olbia al nono, ma sarà soltanto questione di secondi. Davvero bravissimo Ragazzu, ma ancora più bravo Judo con l'esterno destro a lanciarlo in verticale sulla corsa. Poi Pissardo, autentico miracolo, e il palo, calcio d'angolo battuto proprio per Ragazzu che accentra la palla per Emerson che fa partire un missile terra-aria dai 20 metri e si insacca alla sinistra di Pissardo sotto l'incrocio. Il vantaggio dell'Olbia al decimo, un tiro imparabile per il portierone bluceleste che si dispera, ma poco poteva fare Pissardo su questa conclusione. Mancino ben noto di Emerson per l'1-0 dell'Olbia che merita il vantaggio in questo inizio. L'Eco prova a reagire al 21esimo. Capogna servito in verticale, tenta la battuta al volo, poi Iocolano alza con il mancino su questa palla di ritorno. Lo scarico di Riccardo Capogna che non è riuscito a calciare di prima intenzione. Numero 17 bluceleste a sprazzi nel corso della partita. Ancora Ragazzu dentro, il pallone morbido viene allontanato, poi arriva Pennington e il miracolo lo compie Kautz che si oppone con il volto alla conclusione del numero 13 dell'Olbia. Lora dentro, un buon pallone per Kaprov, il cross dolce e morbido per Iocolano che cerca una difficile torsione nel cuore dell'area dei sardi alla 36esimo. Palla alta, ancora Kaprov, sempre nel vivo del gioco, cerca un pallone in profondità, qui però c'è un fallo che costa il giallo a Cadili. Minuto 44 del primo tempo, rivediamo Giudici, pallone di Kaprov che non trova Iocolano ma viene steso con il fallo di Cadili che poi va a commetterlo ancora al 55esimo. Un'altra ingenuità del giovane calciatore dell'Olbia che lascia i compagni in 10 uomini. Sono trascorsi soltanto 10 minuti della ripresa. Ancora una volta Giudici a procurarsi questo fallo e il conseguente cartellino giallo per Cadili che fa finta di niente e torna in area, ma poi l'arbitro si rende conto del doppio giallo ed estrae anche il rosso per il numero 16 della formazione di casa. Lecco prova con l'uomo in più a far valere la superiorità numerica. Pallone centrale, Kaprov sceglie la possibilità di lanciare in verticale Iocolano che finisce a terra. Poteva anche calciare qui Kaprov, Iocolano si dispera, non c'è niente da segnalare secondo il direttore di gara. Voleva calcio di rigore il fantasista bluceleste al minuto 58. Qui la grande giocata di Kaprov che avrebbe potuto anche calciare da fermo, da quella zolla. Lui può inquadrare i pali ma sceglie invece di servire il compagno. E qui arriva il fallo di Kautz su Judo lanciato sulla destra. Primo cartellino per Kautz. 62esimo. L'Eco che prova la reazione nel corso della ripresa ma va via via spegnendosi. Bolzoni allarga sulla destra per Seliak in costante sovrapposizione offensiva, viene messa fuori la palla, poi Lora prova la conclusione con il destro, si distende Tornaghi in tuffo, mette in calcio d'angolo. L'unico tiro nello specchio della porta dei blucelesti è questo di Lora al 64esimo. Dentro anche Nesta che riceve il pallone da Seliak, punta il fondo, buono il cross per Capogna che la schiaccia e alza di pochissimo sopra la traversa. Qui il capitano bluceleste
avrebbe potuto anche insaccare comodamente con un'incornata diretta, sceglie invece di farla rimbalzare. Ancora colpo di testa di Seliak, parato facilmente però da Tornaghi. 78esimo, i cambi non aiutano il Lecco, che va spegnendosi, non riuscirà più a costruire grandi occasioni per la porta di Tornaghi. Qui ci prova Doratiotto, entrato dalla panchina con il destro, alza però la mira sopra la traversa di Pissardo. 90esimo, Doratiotto si spinge con Kautz, ancora Doratiotto, arriva Moleri in raddoppio, c'è il fallo, poi si beccano Moleri e Doratiotto, arriva Ragazzu, arriva anche Kautz, volano veramente mani in faccia a destra e a manca. Kautz e Ragazzu si beccano, arriva il giallo e il secondo per Kautz, ha munito anche Ragazzu, ma Kautz lascia in 10 il Lecco. È il 90esimo, peserà ovviamente per l'inizio dell'anno, per la prossima partita, l'espulsione del centrale bluceleste. Rivediamo qui tutto quello che è accaduto con la parte finale. Finisce 1-0 per l'Olbia, terza sconfitta consecutiva in trasferta per la formazione di mister D'Agostino.